Benvenuti in questa doppia recensione del Belfriuli. Oggi andremo a recensire due episodi del Belfriuli, l'episodio numero 20 e l'episodio numero 21. Cominciamo subito dall'episodio numero 20 con Leslie che ha combinato le sue solite cazzate. Come sappiamo Leslie è molto imbranato, è forse il personaggio più imbranato della All Friuli e ha fatto parecchie cazzate con l'alveare delle api. Eh, Giustamente lui un po' lo comprendo perché anch'io ho il timore delle api, è scappato e ha chiamato i pompieri, ha chiamato comunque dei soccorsi perché appunto le api stavano svolazzando per per tutto il Friuli, insomma, quindi era successo un casino con le api. Cosa ha fatto infuriare molto Happy Farming, che ritiene che Leslie sia poco professionale, insomma, tra l'altro i pompieri hanno fatto pagare anche molto a Happy Farming per la chiamata. E diciamo che Happy Farming ha dovuto spendere, non mi ricordo se 2000 euro circa, o forse anche di più, non mi ricordo, o di meno, non mi ricordo, comunque una cifra abbastanza salata. Questo ha fatto, come ho già detto prima, infuriare molto Happy Farming, che ha poi fatto una sviolinata a Leslie. Poi Leslie è stato perdonato da Happy Farming, un Happy Farming che, come sappiamo, è molto severo nel, se si parla appunto della sua farm e di come devono andare le cose, anche perché da quando ha cominciato, ora siamo al sesto episodio, io vi sto recensendo il quinto, vabbè, teoricamente Happy Farming ha scritto episodio numero 20 e 21, ma in teoria se parliamo della nuova stagione sono episodi numero 5 e 6. Comunque, indipendentemente da questo, in questi 5-6 episodi che ci sono stati, Happy Farming non è molto soddisfatto di come ha cominciato, perché ci sono stati parecchi problemi, eccetera. Tuttavia, vedremo come continuerà il tutto. Ora ci spostiamo all'episodio numero 6 o episodio numero 21, insomma, dite quello che, cioè chiamatelo come volete, classificatelo come volete. Finalmente abbiamo scoperto chi è il proprietario dello shop ed è una donna, Ilaria la boss. Ora, come sappiamo tutti, Ilaria la boss è una personalità molto importante per il wrestling web, è una delle commentatrici più popolari nel mondo della community italiana di wrestling, di YouTube, è fan numero uno di Sasha Banks, che è nuova proprietaria dello shop. Non mi aspettavo, cioè mi aspettavo comunque di vedere Ilaria La Bossa in qualche circostanza del Belfriuli, ma non come proprietaria dello shop. Mi aspettavo un altro ruolo per lei. Comunque sono sorpreso da questo nome come proprietario dello shop. E questo è un nome importante, molto popolare. Tra l'altro è stato bello il pezzo dove Ilaria si è messa a cantare la team song di Sasha Banks, come fa sempre. Lei la canta dalla mattina alla sera, anche adesso sono sicuro che la sta cantando. La canta 24 ore su 24, 7 giorni su 7 e vedremo come continuerà la storia del Belfriuli. Innanzitutto Happy Farming ha poi anche chiamato Ludmillo per fargli sapere chi aveva incontrato la nuova proprietaria dello shop e ripeto, vedremo come andrà a finire il Belfriuli, come continuerà, come si svilupperà il tutto. Anche perché per me, innanzitutto, debutteranno nuovi personaggi, ci saranno anche alcuni ritorni, magari non ritorni tipo Signora Concetta o il Reverendo o Seth, che comunque sono tutti nell'altra farm, però sono sicuro che avremo parecchia carne al fuoco per il futuro. Innanzitutto mi aspetto di rivedere Zigbobolo, non so in che ruolo, ma me lo aspetto. Non ho altro da aggiungere,
Noi ci vediamo alla prossima per una prossima recensione oppure per un prossimo video speciale. Alla prossima.